Da 2 settimane il fuoco impegna i vigili del fuoco e i servizi forestali regionali a Rocca Pendice sui Colli Euganei, un'area già colpita da incendi 2 anni fa e poi ancora il 18 giugno. E in queste ore, per la terza volta, a una settimana esatta dall'ultima, a Rocca Pendice l'incendio si è riattivato. Sul posto sono arrivati i volontari di protezione civile antincendio boschivo, i vigili del fuoco, i servizi forestali regionali. Inoltre è stato attivato l'elicottero della Regione Veneto per l'impossibilità di raggiungere il luogo via terra. Nonostante il miglioramento del sistema di prevenzione in questi ultimi mesi, con l'attivazione quasi immediata dell'elicottero prevista dai nuovi protocolli, il momento è critico. Da definire le cause di quest'ultima ripresa dell'incendio, mentre la settimana scorsa erano state sicuramente di origine dolosa, arginate poi grazie all'immediata segnalazione dei residenti dei colli, vere antenne del territorio.